La terza forza del campionato ospita i quarti in classifica per un big match d'assoluto valore. Al Terreforti di Villafranca di Rena si gioca l'11ª giornata del girone B di promozione. I padroni di casa ospitano il Città di Mistretta, due squadre divise da appena una lunghezza in graduatoria. I biancoverdi sono alla ricerca di una pronta reazione dopo la sconfitta di misura subita contro la Valdinisi, compagine ospite invece che si presenta al match con l'entusiasmo del 3-1 rifilato alla Polisportiva Sant'Alessio. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Guastella e la sezione di Ragusa, coadiuvato dai signori Enrico Teri di Messina e Mattia Casotto di Ragusa, quando grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Francesco Morabito passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre con l'immediato vantaggio del Villafranca dopo 5 giri di lancette. Gemellaro per Gazzetta, che apre a destra da Marco Libro, un cioccolatino per la deviazione sotto misura di Santi Enrico Di Vincenzo, che porta in vantaggio il Villafranca dopo appena 300 secondi. Ospiti che provano a reagire al 13esimo, la sfera di Rinaldi per Salerno, il tiro cross fa percorrere un brivido lungo la schiena di Taranto. Al 20esimo corner di Romeo, arriva Cordima sul secondo palo, però né Prince né Di Vincenzo trovano la deviazione sulla linea di porta. Minuto 28, Gazzetta per Malan, la sfera arriva a Di Vincenzo, serve Gazzetta, mancino sballato che sorvola la trasversale ai pali. 3 minuti dopo la mezz'ora, Ducuré per Salerno che si invola verso la porta di Taranto, cade a terra, lascia correre il direttore di gara. Un minuto più tardi il lancio profondo di Iovine per Di Vincenzo, che sfrutta il rimbalzo del pallone, lascia andare il destro. Santi Enrico Di Vincenzo, un Eurogol al Terreforti di Villafranca, un fulmine del numero 9 che sigla la sua personalissima doppietta. Che rete! Una gara che però risulterà tutt'altro che chiusa. Prince resta a terra, ne approfitta il Città di Mistretta con Rinaldi che fa da sponda per Ducuré, accorcia le distanze proprio prima del duplice fischio del direttore di gara. Allora passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa dentro Lavina, il luogo di Iovine. 7 minuti al rientro in campo delle formazioni, la punizione di Salerno esalta i riflessi di Andrea Taranto che si distende alla sua sinistra. Al 58esimo Marco Libro si inventa questa trivela, innesca il compagno di squadra Gazzetta, calcia male, la sfera allora arriva a Romeo, c'è il miracolo di Amato che salva porta, è risultato da portiere di hockey, ultimo baluardo della sua squadra, veramente clamorosa la parata dell'estremo difensore del Città di Mistretta, e dall'altro lato si propone in avanti con Salerno che crossa da sinistra. Prince allarga troppo il braccio, calcio di rigore allora per il Città di Mistretta. La trasformazione si presenta Salerno che spiazza Taranto per il 2-2, tutto da rifare per il Città di Villafranca. Intanto getta nella mischia Jacobu in luogo di Di Vincenzo al 70esimo, il lancio per Salerno che supera Taranto, Cordima salva tutto sulla linea di porta, era comunque tutto fermo per posizione di offside. Minuto 71, fuori Gemellaro e Costa, dentro Mazzeo e Guccione. 2 minuti più tardi Città di Mistretta che resterà in 10 uomini per questo fallo di Di Noto ai danni di Mazzeo, secondo giallo e conseguente cartellino rosso, inferiorità numerica per gli ospiti. Intanto dentro anche Mangano per Malan. Al minuto 77 il corner per Salerno lasciato colpevolmente solo in area. 3-2, il Città di Mistretta l'ha clamorosamente ribaltata nonostante l'inferiorità numerica. Città di Villafranca nel finale resterà anch'essa in 10 uomini per questo fallo di Prince che si becca il secondo giallo. E allora il quinto di recupero, palla lunga per Salerno a tu per tu con Taranto per chiuderla per la tripletta personale. Fredda Taranto Salerno per il definitivo 4-2 del Città di Mistretta. Questa l'ultima emozione di una sfida folle che alla fine viene portata a casa agli ospiti grazie anche a un super Salerno che risponde alla doppietta della prima frazione di gioco di Santi Enrico Di Vincenzo. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.